Signor Ministro, la richiesta che l'Italia dei Valori le propone è molto precisa e netta e chiediamo una risposta netta anch'essa. Risulta documentalmente provato che un privato cittadino, Nicola Mancino, ex Presidente del Senato, ex Presidente del CSM ed ex Ministro degli Interni, abbia fatto ripetute telefonate a magistrati allora in servizio o fuori ruolo per avere da loro indicazioni e interventi di favore sulla sua posizione processuale. Mi riferisco in particolare al consigliere giuridico del Capo dello Stato, Loris D'Ambrosio, all'ex procuratore generale della Cassazione, Vitaliano Esposito, chiamato da Mancino Guagliò e che egli si dichiara a disposizione nella telefonata, e al procuratore generale della Cassazione Ciani, per quanto risulta dalle telefonate stesse. Per questa ragione la richiesta che noi le facciamo, signor Ministro, è molto secca e rientra nelle sue competenze. Intenta accertare se queste persone abbiano commesso dei fatti deontologicamente, disciplinarmente, istituzionalmente riprovevoli, o ritiene che questi comportamenti di queste persone siano comportamenti deontologicamente corretti? Come vede, rientra nelle sue competenze, signor Ministro, tutto ciò. Sì, dopo aver rilevato che l'oggetto della interrogazione era formulato in maniera originariamente diversa. Vorrei premettere che a 20 anni dalle stragi di mafia, culminate con la morte di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, non può che condividersi l'esigenza rappresentata dagli onorevoli interroganti di pervenire alla piena ed integrale verità su tutti gli aspetti di quella dolorosa stagione. Premesso che appare ugualmente condivisibile la considerazione che lo Stato ha un debito verso se stesso, verso la giustizia e verso quei servitori delle istituzioni che persero la vita in quei primi mesi del 92, anche affinché il loro sacrificio non sia stato vano. Chiarito che a tale incommensurabile debito si può assolvere solo nel pieno e rigoroso rispetto delle leggi sostanziali e processuali, nonché di quelle regolamentari che disciplinano l'attività dei magistrati, fuori da ogni strumentalizzazione di qualsiasi provenienza essa sia, che distorcerebbe soltanto quella ricerca della verità a cui tutti aspiriamo. Quanto all'oggetto dell'interpellanza, e ad essa ritengo di dover rispondere, essa prende spunto da notizie di stampa secondo cui il procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Francesco Messineo, avrebbe rifiutato di assentire gli atti dei sostituti incaricati dello svolgimento delle indagini, ascrivendo a tale asserito rifiuto un possibile avviamento di iniziative ispettive. Rilevo quanto segue. L'articolo 3 del decreto legislativo 106/2006 non prevede che gli atti relativi all'avviso di conclusione delle indagini siano sottoposti ad alcun visto di approvazione da parte del procuratore capo, laddove, come nel caso di specie, lo stesso non sia coassegnatario del procedimento. A seguito di sollecita richiesta formulata dagli uffici del Ministero, la Procura di Palermo ha comunicato che il programma organizzativo di questo ufficio non prevede l'apposizione del visto da parte del procuratore capo e o dei procuratori aggiunti su provvedimenti ex 415 bis, bensì soltanto su tutte le richieste di misure cautelari personali e sulle richieste di misure reali più importanti. In ragione di quanto sopra, non appare configurabile alcuna violazione di legge e pertanto non sono attivabili iniziative di carattere ispettivo di natura ministeriale come richiesto dagli onorevoli interroganti. Questo quanto all'oggetto dell'interrogazione. Visto ciò che è stato aggiunto oggi, quanto alle frasi conclusive dell'interrogazione, pur concordando pienamente con l'esigenza che la verità debba poter essere cercata senza guardare in faccia a nessuno, ribadisco che proprio in un'indagine così seria e delicata vadano ricercate verità accertate con metodo di assoluto rigore. Certamente a questi principi si è ispirata la stessa Procura Generale della Cassazione, soggetto legittimato proprio all'esercizio di quei poteri-doveri di coordinamento riconosciuti sia dall'ordinamento giudiziario sia dall'articolo 104 del Codice Antimafia in relazione all'attività di sorveglianza sul Procuratore Nazionale Antimafia e sulla stessa relativa Direzione Nazionale. Credo di aver risposto più che ampiamente all'interpellanza, anche su aspetti che non erano originariamente contenuti nell'interrogativo che mi è stato posto. Signor Ministro, lei ha fatto un'analisi che condividiamo, vale a dire c'è necessità di ricercare l'integrale verità. Signor Ministro, non so se è chiaro, ma qui la persona che deve raccontare la verità e che è stata accusata di falsa testimonianza telefona più volte al consigliere giuridico del Capo dello Stato
telefona più volte al procuratore generale della Cassazione, che addirittura qualifica come guagliò, come si usa nei bar di periferia, e il procuratore generale della Cassazione gli risponde a disposizione, e l'ufficio di gabinetto, la struttura del Presidente della Repubblica scrive addirittura una lettera facendosi carico di intervenire presso gli organi competenti affinché i desiderata di questo testimone, poi falso e reticente, per questo accusato di falsa testimonianza, vengono esauditi. E rispetto a tutto questo lei si limita a dire: a noi ci interessa la integrale verità. Cosa vuol fare il Ministero della Giustizia e il Ministro della Giustizia per coadiuvare alla ricerca dell'integrale verità? Vuole limitarsi a dire, come ha detto rispondendo alla seconda parte della mia domanda, che anche la Corte di Cassazione persegue questo fine? Dovrebbe perseguire questo fine, ma quando il procuratore generale della Cassazione in carica dice a disposizione, quando il successivo procuratore convoca una riunione apposita per convincere il procuratore nazionale antimafia Grasso a dover avocare le indagini, tanto da far mettere per iscritto a costui che non può e non intende avocare le indagini, allora rispetto a tutto questo ci si deve chiedere: qual è il comportamento dello Stato, delle istituzioni, rispetto ad una trattativa che è stata posta in essere tra Stato e mafiosi? Ricordo a lei, a proposito di integrale verità, che non tutta la verità può essere processualmente accertata, perché ci sono molti casi in cui a livello processuale e giudiziario la verità non può essere accertata, perché magari non è fatto penalmente rilevante, ma è fatto deontologicamente, politicamente, moralmente scorretto. Per cui in questo momento, non prendendo atto che anche lei rinuncia e rifiuta di rispondere, chiediamo formalmente a lei, Presidente della Camera, che si attivi con una richiesta formale che depositiamo teste, che si attivi per una richiesta di commissione parlamentare di indagine, affinché questa commissione parlamentare possa accertare le responsabilità politiche delle istituzioni nell'aver calato le braghe rispetto alla mafia.